Professore Pira, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, vogliamo il suo parere, come si vive questo momento di Covid-19 per la città, per le famiglie e per la nostra terra? Credo che sia un momento difficilissimo perché siamo passati dalla paura fortissima di contrarre il virus, che ancora rimane parzialmente, alla paura di un domani che non sapremo gestire dal punto di vista economico. Se a questo aggiungiamo che proprio nella nostra zona, che non dimentichiamoci, i dati ci dicono è la provincia più povera d'Italia, si viveva tantissimo di turismo e soprattutto di enogastronomia, due settori che sono in crisi totale. In tutta la Sicilia si parla per il mese di aprile e per il mese di maggio di disdette al 100%, quindi credo che questo cambierà il nostro modo di vivere. A questo dobbiamo aggiungere la nostra quotidianità, il fatto che siamo costretti a vivere chiusi in casa davanti a uno schermo e questo vale per tutta la famiglia, una coabitazione forzata, quindi un nervosismo, uno stress che si aggiunge. È un'esperienza che nessuno di noi avrebbe mai voluto fare ed è un'esperienza da cui non sappiamo come ne usciremo quando finalmente usciremo da questo tunnel, perché il fatto che riprenderemo pian piano la nostra vita fuori da casa non significa che riprenderemo la nostra vita normale. Ecco, si vive un momento di paura nelle persone. Sì, anche i dati statistici, molte ricerche anche di tipo sociologico che sono state fatte sull'impatto di Covid sulla società confermano proprio questo. La nostra è una società che già prima del virus aveva paura, perché era una società che aveva paura dei migranti, era una società che aveva paura del diverso, era una società che aveva paura di un'economia che era comunque un'economia fragile. Oggi ha una nuova paura che è determinata da un virus killer che non conosciamo e che non riusciamo a combattere se non con delle forme di piccola prevenzione, il distanziamento, la mascherina, i guanti, che sono delle cose che non risolvono il problema. Quindi diciamo che quello che è mancato in questo momento è stata una risposta fortissima della scienza che non è riuscita a dare, nonostante le tante risorse che sono state impegnate, un vaccino per riuscire ad annullare questo Covid. La coabitazione forzata in questi momenti sta creando anche delle problematiche tra le persone all'interno della famiglia. Ma se noi dovessimo giudicare da come sono andate le cose in Cina, pensiamo a quello che è successo proprio nella città di Wuhan, dove è scoppiato il focolaio più importante, da quando la vita è ripresa, tantissime persone hanno deciso di recarsi allo sportello per fare la pratica di separazione. Quindi evidentemente la coabitazione forzata ha riacceso all'interno delle famiglie delle fiammelle che potevano essere spente. Il consiglio che danno gli esperti in questo momento è di evitare, anche per evitare episodi di violenza domestica, di violenza sulle donne, di evitare qualunque tipo di scontro e di rimandare tutto a quando la vita avrà un minimo di normalità. Tra l'altro la nostra provincia ha pagato un prezzo altissimo, non sappiamo se per la coabitazione dovuta al Covid o per un gesto veramente indefinibile di un giovane che ha ucciso una ragazza di Favara che tra l'altro era una studentessa dell'università dove lavoro e quindi è stato un prezzo abbastanza alto da pagare anche questo. Ci riferiamo a Lorena 40, A no? Lorena 40 di Favara, sì, sì, sì. Ecco, so che voi avete vissuto in prima persona questo momento di dolore e di perdita perché conoscevate la ragazza e c'è stato anche un riconoscimento da parte del vostro preside, no? Del vostro rettore, scusa. Noi diciamo che come università ci siamo subito posti il problema di capire chi era Lorena 40 e che tipo di rapporto aveva anche con i suoi docenti. Io personalmente ho parlato con il suo relatore di tesi
e parlavano di una ragazza straordinaria, capace, pronta ad affrontare qualunque tipo di esperienza. Ha fatto anche la speaker in congressi di medicina, è stata veramente una ragazza che con passione voleva raggiungere l'obiettivo di laurearsi. Credo che su questo il magnifico rettore dell'Università di Messina, il professore Cuzzocrea, con cui io collaboro come delegato alla comunicazione, si è espresso, ha espresso la volontà, insieme a tutto il Senato accademico, di voler conferire questa laurea alla memoria a Lorena. Naturalmente lo farà con il consenso della famiglia, quando sarà possibile poter consegnare materialmente questo piccolo attestato ad una nostra studentessa molto brava. Senti, il Ministero della Salute ha emanato anche una circolare sugli aspetti psicosociali dell'epidemia di Covid-19, ecco, un supporto mentale, psicosociale da fare agli operatori anche nelle strutture sanitarie, nei pronti soccorso. Come valuti questa iniziativa? Ma penso che sia penso che sia una cosa importante, ma io credo che questo tipo di supporto, lo dico alla luce anche di un servizio gratuito che noi come Università di Messina abbiamo aperto, che è uno sportello di orientamento psicologico per le persone che hanno bisogno di parlare, che hanno bisogno di consigli, che possono avere sul momento degli attacchi di panico. E questo sportello ci dice che evidentemente c'è un bisogno sociale. Figuriamoci per gli operatori che sono in prima linea e che ogni giorno sono costretti a mettere la loro vita in gioco per cercare di salvare delle altre vite umane. Dal punto di vista psicologico deve essere molto pesante, quindi che ben venga questa iniziativa, un'iniziativa abbastanza importante e che riconosce anche quanto può essere fondamentale il supporto psicologico. Senti, si è cambiato, le famiglie hanno cambiato stile di vita, i ragazzi non vanno più a scuola, le attività sono chiuse, i padri di famiglia non si recano più al lavoro. Ecco, tutto questo come inciderà all'interno di ognuno di noi, insomma, anche per affrontare il futuro? La cosa incredibile di questa vicenda è che non c'era un'esperienza simile, non c'è nessuna esperienza simile e quindi tutti noi ci siamo trovati a fare qualcosa che mai avremmo pensato di fare. Oggi è difficilissimo riuscire a prevedere quale sarà la fase 2 o quale sarà la fase 3. È difficile prevedere perché ancora il governo stesso, non dimentichiamoci che è successa una cosa stranissima, per la prima volta un governo, più governi hanno detto è la scienza che ci deve dire come ci dobbiamo muovere, quindi le decisioni politiche sono state completamente subappaltate alle decisioni di tipo tecnico, quindi tutti noi siamo vincolati a questo percorso. Rimane il fatto che viste certe situazioni economiche, non sappiamo prevedere quale può essere l'impatto del domani. Per questo c'è necessità che l'Europa faccia la sua parte, che il governo faccia la sua parte, che i governi regionali facciano la loro parte. C'è poi un altro ragionamento che credo voi avete affrontato bene anche in questi giorni dal punto di vista della cronaca quotidiana. Bisognerà ripensare alla sanità, bisognerà ripensare al fatto che noi abbiamo un sistema sanitario nazionale, ma che poi abbiamo una sanità che funziona a più velocità. Anche questo deve essere qualcosa su cui ragionare e si deve ragionare ancora sugli investimenti sulla ricerca, perché noi ci siamo ritrovati con una situazione gravissima e la scienza che ci diceva come prima risposta di lavarci le mani o di sternutire sul gomito. Non è una risposta che purtroppo oggi nel 2020 noi ci possiamo aspettare dalla scienza. Che cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo cercato di sopperire al fatto che potevamo vederci, incontrarci, continuare la nostra vita,
con le tecnologie, e quindi abbiamo questa tecnologia dell'emergenza, questa ricorsa alla tecnologia dell'emergenza, che non è la soluzione, perché come giustamente dicevi tu, direttore, le tecnologie possono servire oggi per tentare di dare un minimo di conoscenza agli studenti che non possono andare a scuola, ma non può diventare la regola per domani, non può diventare la regola per le università. Quindi le tecnologie oggi sono servite a gestire un pezzo di emergenza, ma dobbiamo adeguarci, perché poi c'è anche un problema molto grosso, che è quello della privacy, perché tutti questi dati che noi stiamo facendo confluire in delle banche dati non sapremo mai chi li gestirà e come li gestirà. Ecco, in questo momento c'è un'overdose di televisione, di comunicazione, una ricerca di contatti che sono stati annullati, non si esce più, non c'è più attività sociale, non ci sono più momenti di aggregazione. Ecco, tutto questo come viene valutato? Ma questo intanto diciamo che sta danneggiando fortemente due fasce in particolare, quella degli anziani, che molto provati da questa vicenda, perché non dimentichiamoci che c'è stato un momento in cui è passato il messaggio che gli anziani morivano comunque, e dai bambini. I bambini sono quelli che stanno soffrendo di più, stanno soffrendo perché manca la socialità naturale della scuola, stanno soffrendo perché non possono andare all'aria aperta, stanno soffrendo perché non possono fare attività sportiva. A questo cosa corrisponde? Appunto un'overdose di tecnologie. Questo stare allo smartphone fissi dalla mattina alla sera, e tutto questo, anche questo può provocare delle conseguenze. Quindi dobbiamo pensare ad una fase 2 che deve essere anche di disintossicazione da questa overdose di tecnologie. Senti, il ruolo della stampa in questo momento, il ruolo dell'editoria, il ruolo dei social. Mi fermerei alla stampa più che ai Ecco, ma social, al di ecco. là, al di Sono là. comparti diversi. Allora, domanda, il ruolo dell'editoria, della stampa, ecco. Ma io devo dire una cosa, che in questo momento storico, il buon giornalismo sta tornando, si sta rivedendo l'inchiesta, si stanno vedendo anche dei bei momenti di televisione, e anche a livello locale si registrano grande spinta con grande senso di responsabilità. Purtroppo poi ci sono le schegge impazzite, ci sono le dichiarazioni per fare scena, c'è la spettacolarizzazione della notizia, c'è la voglia di arrivare primi, magari senza poi tenere conto di quelle che sono le regole, però io credo che i giornalisti in questo momento stiano facendo un buon lavoro e che abbiano dimostrato ancora una volta come può essere molto pericolosa una disintermediazione selvaggia. C'è bisogno di un giornalista che ti possa fare da narratore e che possa fare da intermediario. E invece andiamo al ruolo dei social. Ho voluto fare la distinzione perché addirittura in questi giorni ci sono le grandi reti, mi riferisco a Mediaset, che manda uno spot sui veri editori. Ecco. Avrei qualcosa da dire lì, poi magari ne parliamo più avanti, però bisogna fare una differenziazione tra le fake news che nei social vediamo tantissimi e la vera informazione. Ma diciamo che il problema delle fake news sulla vicenda Covid ha assunto delle proporzioni esasperanti che nessuno avrebbe mai pensato, perché tutto quello che è circolato sui social, tutto quello che è circolato attraverso la messaggeria veloce, sto parlando di WhatsApp e Telegram, che sono delle bufale gigantesche che possono veramente mettere anche in discussione la salute delle persone, hanno allarmato anche i grandi editori, che hanno capito che le fake news, io lo dico da 2 anni e mezzo e voi mi siete testimoni, non sono cretinate, ma ci sono delle vere imprese che lavorano per mettere sul mercato delle informazioni delle fake news. Quindi il tema delle fake news finalmente si è capito che è una cosa seria. Non dimentichiamoci che per la prima volta nella storia il Copasir, che è diciamo la struttura di sorveglianza interministeriale che si occupa appunto anche dei servizi segreti, ha deciso di aprire un'inchiesta perché si è capito che ci possono essere intromissioni di stati
che tendono a delegittimare anche il nostro paese. Quindi si è capito che le fake news non è un giochino da nulla. Detto questo, i social network hanno assunto in questo momento un ruolo fondamentale perché siamo tutti fissi sui social network. Tra l'altro c'è una ricerca recentissima che ha fatto l'Osservatorio sulla comunicazione nazionale di PA Social, dell'associazione PA Social con l'Istituto Piepoli, da cui emerge un dato che è un dato di cui bisognerà tener conto da oggi in poi. L'84% delle persone vogliono attingere le notizie attraverso i social o attraverso le piattaforme tecnologiche. Si sono abituati e vanno bene quelle piattaforme. Quindi domani, quando finirà l'emergenza Covid, avremo una società che è una società dove tutta l'informazione, anche quella diciamo istituzionale, dovrà viaggiare anche attraverso queste piattaforme perché sono quelle che gli italiani preferiscono e non sono solo gli italiani della fascia d'età nostra, cioè di mezza età, ma anche gli italiani che sono più anziani di noi o quelli che sono più giovani di noi. Quindi questo ci fa capire che c'è tutta una fascia di popolazione che si è abituata all'utilizzo delle nuove tecnologie. Vorrei un attimo interrogarti su un fatto che sta succedendo in questi giorni. Stiamo vedendo i social che esprimono tantissime critiche. Mi riferisco agli editori puri che in delle trasmissioni fanno parlare dei colleghi. Mi riferisco per esempio a Vittorio Feltri che in questi giorni in una trasmissione di Giordano di Rete 4 ha offeso pesantemente il meridione, i siciliani, i napoletani e questo diciamo ha un po' suscitato tanta indignazione. Sui social, insomma, si sono visti tantissime reazioni. Ecco, questo è un fatto negativo che tende a dividere l'unità d'Italia. Ecco perché da un lato fai lo spot che sei un buon editore, dall'altro consenti questo tipo di offese. Insomma, addirittura c'è stato un avvocato napoletano che ha querelato, si chiede la irradiazione all'albo, che l'albo dei giornalisti faccia qualcosa perché Feltri, insomma, effettivamente ha detto delle parole pesanti e gravemente offensive. Un tuo parere, diciamo, come... Io penso che, e lo dico anche da professore di giornalismo, cioè io penso che quando noi s- così idealmente vediamo dei giornalisti che hanno un ruolo nazionale e che vengono chiamati costantemente a fare gli opinionisti, ci aspettiamo da parte loro che ci sia, diciamo, un certo equilibrio anche nel pensare come una frase che può essere detta nell'ambito di una trasmissione in qualche modo poi può offendere parte della nostra popolazione. Le dichiarazioni di Vittorio Feltri non c'è dubbio che sono state delle dichiarazioni pesanti. Dire che una parte dell'Italia è superiore e l'altra è inferiore è una cosa che non lascia dubbi, perché quando tu dici i napoletani o i campani sono inferiori, io non ci andrei a vivere e si capisce che dal punto di vista anche lavorativo i milanesi o i lombardi sono superiori, cioè dire superiore e inferiore non lascia alcun dubbio. Certo, è chiaro che secondo me bisogna dare il peso di una frase detta all'interno di una trasmissione televisiva che è una trasmissione, lo sappiamo benissimo, abbastanza urlata. Non dimentichiamoci che la tendenza, soprattutto in alcuni reti, e in particolare le reti commerciali, è quella di promuovere delle trasmissioni di infotainment. Quindi su Mediaset c'è Striscia la Notizia, ci sono le Iene, ci sono tutta una serie di trasmissioni televisive di approfondimento o di intrattenimento che mettono insieme le due cose. Tanto è vero che è stato coniato il termine infotainment proprio per questo motivo, perché è a metà tra informazione e intrattenimento. Quindi in quel tipo di trasmissioni bisogna dirla grossa, bisogna urlare di più per poi
fare riprendere la cosa anche un'ora dopo dalle agenzie e farla diventare sui social elemento di dibattito. Io penso che l'Ordine dei giornalisti, ho letto una dichiarazione del Presidente nazionale, sta intervenendo, si presume pesantemente, e farà anche le proprie diciamo, dichiarazioni, prenderà le sue decisioni. Al di là diciamo, di quello che sarà l'intervento ordinistico, io penso che in ognuno di noi ci dovrebbe essere senso di responsabilità. Però, sì, no, prego. No, dimmi, io ho finito. No, dico, volevo dire che questa contrapposizione fra le visioni dei due poli nord e sud, a parte Beltri che dice che noi continuiamo a ciucciare le risorse e tutta una serie di cose, di un'informazione, insomma, ogni settimana costante messo lì, e Giordano che gli fa la spalla facendo finta di essere dispiaciuto, però in realtà, insomma, per dirla alla siciliana, si scattia contro il meridione, uso questo termine. C'è anche un filo conduttore in altre trasmissioni anche televisive, mi riferisco alla Palombelli che qualche giorno fa diceva che il lavoro del sud è diverso dal lavoro del nord, no? Anche lì ci sono state tantissime lamentele. Mi riferisco alla D'Urso che fa un certo tipo di informazioni, addirittura si mette a dire l'eterno riposo insieme a Salvini, e anche lì hanno chiesto, ci sono state circa 500.000 raccolta di firme per non fare spuntare più la D'Urso, lo stesso Giletti che ogni domenica 3-4 ore dobbiamo sorbirci, insomma, questa spettacolarizzazione di un'informazione un po', diciamo, come dicevi tu, spettacolare. Insomma, non si sta andando oltre. Secondo me bisognerebbe un po' tornare a fare un po' di più sana informazione e non magari così. Mi sembra come certe trasmissioni che si facevano in America, dove da noi, insomma, sta arrivando ora. E poi c'è anche una sorta di filo conduttore un po', diciamo, troppo politicizzato verso determinati settori della politica italiana, su questo pensiero del sovranismo, questa sovraesposizione. Mi riferisco in particolare alle reti Mediaset, perché lo vedo sempre di certe determinate figure istituzionali politiche che, insomma, ti bombardano con determinati concetti senza che ci sia anche una sorta di par condicio, che solitamente, insomma, vediamo sempre i soliti 3-4 personaggi che parlano, e chiaramente, insomma, questo influenza notevolmente non c'è l'opinione dubbio. pubblica. Scusa che mi sono permesso, però no, mi sembra un ragionamento considerando che per ora si sta tutti a casa, c'è un bombardamento particolare di questo tipo di notizie, ecco, tutte verso un senso. Ecco, io gradirei il tuo qualificato parere. L'analisi è giustissima, però dobbiamo anche pensare una cosa. Io in un mio libro che ho scritto insieme a una collega che si chiama Antonella Cava, il libro si intitola Social Gossip, che tu hai anche recensito nella tua televisione, parlavo, un mio paragrafo di un mio capitolo si intitolava La barbara russizzazione del giornalismo. Io penso una cosa, che se qualcuno fa questa televisione c'è qualcun altro che se la vuole vedere. Se noi andiamo a vedere i dati sulla televisione, la televisione viene vista ormai prevalentemente da persone anziane, persone che hanno anche una bassa scolarizzazione e che hanno bisogno di essere alimentate con questo tipo di fiamma costante, cioè di conduttori che buttano benzina sul fuoco. Quindi io credo che questo tipo di televisione alla lunga non terrà, perché anche in altri paesi, tu hai fatto l'esempio giustissimo dell'America, c'è una fase, diciamo, ascendente e poi c'è la fase discendente. Quindi oggi più che mai questo atteggiamento, diciamo, di esasperazione del telespettatore, che a un certo punto abbandona la televisione perché non segue più quel tipo di andazzo, secondo me questa cosa avverrà e vedremo poi come se la caveranno con gli ascolti, perché mentre
la TV di Stato, diciamo la TV pubblica, può sempre contare sul canone per le sue produzioni, la TV commerciale non può permettersi, tant'è vero che vediamo anche su trasmissioni di intrattenimento che ci sono aperture e chiusure di trasmissioni costanti, cose che non avveniva nella vecchia televisione commerciale. Ma insomma, pensiamo al dopo Covid. Ora si sta parlando tantissimo su come riuscire a rimettere in piedi il tessuto sociale di prima, che chiaramente non può in tempi brevi ritornare tutto com'era perché il contagio ancora non è terminato, ancora purtroppo abbiamo zone come Milano e Bergamo dove si registrano ancora 400-500 morti, mentre anche lì una differenziazione, no? Stiamo vedendo che il sud è stato meno, come dire, meno aggredito dal Covid, mentre Milano e Bergamo, per via anche di una serie di scelte che magari insomma non è il caso, non compete anche a noi, scelte sanitarie sbagliate, forse tutti eravamo convinti che il Covid era così, una cosa leggera, una forma di influenza. Per cui si sta cercando di aprire un po' le porte con una fortissima preoccupazione che invece possa esserci una ricaduta. Ecco, com'è che si può piano piano uscire, superati la scadenza prossima che ci vedrà insomma un po' ritornare piano piano alle nostre abitudini precedenti? Ma accanto, diciamo, all'emergenza sanitaria, che è stata un'emergenza, come dicevamo prima, davvero non facilmente raccontabile, si è passata, per usare dei termini che sono stati molto abusati giornalisticamente, dalla infodemia alla psicodemia, cioè da una informazione piena di fake news su questo tema alla psicodemia, cioè alla paura costante che tutti dovessimo morire di questo Covid. Io penso che noi possiamo uscire da diciamo, da questa situazione se effettivamente invece di dividerci, cioè noi possiamo uscire da una situazione di resilienza soltanto ritornando convinti che non potrà più essere come prima, che tutto cambierà, che dobbiamo ricominciare da capo, come quando il computer si spegne e facciamo reset, e ripartire tenendo conto che gli obiettivi sono diversi, che le situazioni sono diverse e che noi saremo diversi. La cosa che bisogna augurarsi, immagino che siamo alle conclusioni, per cui arrivo, a chiudere questo, diciamo, questo ragionamento molto interessante. Credo che questa cosa ci faccia comprendere fino in fondo che noi dobbiamo anche cambiare atteggiamento. Ecco, io mi auguro che da questa esperienza fortissima di vita o di morte, di ombra della morte che vedevamo quotidianamente, di cadaveri scortati dall'esercito, possiamo trarre diciamo, un'esperienza che ci metta nelle condizioni di essere diversi da come eravamo ieri, meno cattivi e un po' più solidali. Questo è quello che ci ha chiesto anche un grande Papa e un grande comunicatore, che è Papa Francesco, che ha avuto il coraggio di dire, per tornare a quel ragionamento di prima sul sovranismo, di dire alla politica: pensate ai vostri cittadini e non pensate ai vostri partiti. C'è chi ha criticato perfino il Papa, che da solo si è fatto tutta la via sacra per baciare la statua del santo, non ricordo ora qua, San Marcello mi pare, quindi dico, si è arrivati anche a questo, no? Vabbè, ma il Papa, diciamo, che è stato sempre bombardato e lo hanno accusato di tutto, credo che sia il più grande campione di fake news su cui sono state scritte tante fake news. Io credo che il Papa è un grande Papa che ha trasmesso dei grandissimi messaggi, e se noi andiamo a rileggere oggi con occhi diversi, dopo questa esperienza di Covid, quello che lui ci ha detto nell'enciclica Laudato Si, dove parla di sostenibilità, dove parla di ambiente, dove parla del nostro rapporto con la natura, forse riusciremmo a leggerla oggi con occhi completamente diversi rispetto a ieri. Francesco, io ti ringrazio, sei stato veramente molto gentile nell'accettare questa nostra intervista. Ecco, un minuto per la conclusione, il consiglio anche di Francesco su come affrontare
il futuro che vivremo tra qualche giorno, insomma. Io penso che dobbiamo riscoprire una nuova fase della nostra vita, e lo dobbiamo fare cercando di essere diversi, con un cuore diverso, con un'anima diversa, forse un po' meno arrabbiati e forse un po' più propositivi. Sarà sarà difficilissimo, perché i motivi per arrabbiarci saranno tantissimi, però dobbiamo provarci. Dobbiamo provarci non tanto per noi che abbiamo già fatto, come diceva Dante, metà vita, quindi siamo nel mezzo del cammin di nostra vita, ma per coloro che ci seguono, per i nostri figli, per i nostri nipoti, che hanno diritto di avere una società migliore rispetto a quella che noi purtroppo stiamo vivendo. Grazie. Grazie professore Pira, Grazie. buona giornata e Vado a speriamo di fare vederci, lezione, vado a fare speriamo di lezione. vederci per un caffè come al solito. Esatto, esatto, grazie, arrivederci, a Ok. presto.